A Quartu apre un'agenzia sociale per la casa promosso dal Comune con il Consorzio Solidarietà e si parla ovviamente di aiuti, di un tetto sicuro. Assessore Camboni. Buongiorno a tutti, si parla di un'emergenza abitativa che Quartu ha nell'ultimo ventennio. Noi come amministrazione abbiamo cercato in un certo qual modo di iniziare a contrastare questa importante emergenza attraverso tutta una serie di passaggi, non ultimo anche quello di una graduatoria che era ferma dal 96 e soprattutto anche quella di dare la possibilità a quella cosiddetta fascia grigia di popolazione, ossia che comunque non ha l'accesso e l'opportunità comunque di affittare delle case proprio perché magari monoreddito o in difficoltà temporanea. Quindi abbiamo creato un progetto pilota che si chiama Domu, che dà la possibilità a queste persone eventualmente di trovare un'abitazione. È finanziato con risorse comunali? È finanziato con le risorse comunali interamente, quindi è un progetto pilota, quindi attualmente i nuclei che verranno seguiti e accompagnati in questo percorso saranno 10. Di quanto si parla economicamente? Economicamente si parla di una cifra che può oscillare, ricordiamoci che comunque è tutto a canone concordato, è una cifra che può oscillare tra i 45 e i 55 mila euro annui. Ovviamente se ci sarà una risposta dal punto di vista proprio dell'effettiva fattibilità progettuale, ci sarà sicuramente un incremento di risorse e si potrà anche ricorrere a fondi ministeriali, però chiaramente qui a Quartu noi abbiamo creato un precedente. Esattamente, c'è molta fame di alloggi, tanti per non dire tutti, Assessore, non si fidano già da tempo appunto ad affittare delle case. È anche comprensibile perché comunque noi non entriamo in merito un pochino alle scelte, noi vogliamo fare comunque attivare una dinamica anche di fiducia perché in questo caso noi facciamo da garanti. Quindi cerchiamo di aprire comunque quelle porte che per una questione o per un'altra in tutto questo periodo si sono chiuse tra richiedenti e proprietari di casa. C'è una richiesta appunto alta anche qua a Quartu, Sì. l'ha detto l'assessore Camboni, c'è qualche numero, almeno quante persone si sono rivolte a voi? Allora, è un discorso che comunque io ho preso in carico già dai primi giorni dell'insediamento. Tra le graduatorie in evase, disattese, ferme, si poteva ipotizzare che i richiedenti reali non fossero 300 come comunque dicevano gli elenchi, un pochino meno, però comunque sono 150-200 nuclei che comunque hanno bisogno di risposte. 200 famiglie quindi. 200 famiglie che hanno una situazione abitativa, sì, per carità, che però chiaramente vorrebbero garanzie diverse, vorrebbero progettare il loro futuro con un'altra possibilità. Il progetto parte subito, riguarda un certo tot di famiglie, l'ha spiegato quindi prima. sono 10 nuclei familiari che vengono accompagnati sia da un punto di vista della ricerca dell'abitazione, sia da un punto di vista educativo e poi soprattutto ci sarà un rapporto costante con i proprietari delle case. Si creerà anche una carta dei servizi che sarà utile comunque sia ai proprietari sia alle persone che comunque occuperanno gli appartamenti. Sarà una guida che servirà anche per capire come funziona un contratto di locazione, come si rende abitabile e continua comunque dignitosamente un'abitazione, eccetera. Questo servirà sicuramente a rassicurare moltissimo i proprietari. Anche perché sintetizzando al massimo, comunque voi vi fate garanti economici, non è poco, anzi è tutto. Ma non solo garanti economici, ma è anche un accompagnamento perché il Consorzio di Solidarietà metterà a disposizione proprio un tutor familiare che seguirà le famiglie passo passo. Quindi è un intervento che non è solo economico e che quello già è rassicurante, però c'è anche un intervento che comunque dà la possibilità ai proprietari di casa di avere delle rassicurazioni anche dal punto di vista gestionale. Emergenza case a Quartu, ci sono i soldi da parte del comune, 55.000 euro circa. Lucia Rombi, avete già avuto modo di mappare la situazione qui nella terza città della Sardegna? Sì, abbiamo iniziato, il servizio è iniziato a fine dicembre,
Quindi siamo agli inizi dell'avvio di questo progetto pilota che coinvolge 10 nuclei familiari e si è iniziato appunto con la mappatura delle case anche attraverso il contatto con le associazioni dei proprietari immobiliari. Alcune situazioni sono state sistemate, diciamo già avviate o in via di sistemazione, quindi sì, abbiamo già iniziato con questo lavoro di ricerca case e mappatura delle case disponibili. È difficile e facile trovare dei proprietari immobili disponibili, visto che il pensiero, il dramma, oddio forse non vengo pagato, perdo la casa o quant'altro è sempre in mente, sento di sì. Ma sicuramente è una domanda che mi viene fatta ogni volta che contattiamo un proprietario per richiedere la disponibilità degli immobili, però abbiamo delle risposte diverse. Da una parte abbiamo ecco, la persona che ci dà la piena disponibilità, che non è neppure interessata alla misura di supporto sociale che c'è dietro, però dall'altra parte abbiamo anche quel proprietario molto rigido che richiede proprio una esigenza di busta paga o comunque una forma di garanzia. Ecco, chi state aiutando voi? Sono persone che prevalentemente hanno o non hanno busta paga e qual è la fascia d'età? Ci sono situazioni diverse, da una persona che è nullatenente ad esempio, però abbiamo anche dei nuclei familiari che hanno delle buste paga, quindi che potrebbero dare delle garanzie e che chiedono il supporto per esempio per le caparre, quindi 2 mensilità che il comune metterà comunque a disposizione come in termini di garanzia. Però abbiamo a che fare con dei nuclei che lavorano, che sono anche donne sole, che hanno una busta paga anche consistente, che però non trovano un proprietario disponibile a mettere a disposizione la casa. Ecco, queste sono purtroppo esperienze con le quali veniamo a contatto tutti i giorni. Il rifiuto in questi casi purtroppo è un dramma per la persona che si impegna, che lavora e non trova gratifica anche nella sicurezza dell'immobile. Però adesso in ultimo intervenite voi perché i fondi del comune ci sono, quindi è più semplice garantire un tetto almeno per un anno e mezzo. Sì, i fondi ci sono per circa 12 mesi. Possiamo intervenire, tuttavia è importante lavorare con una ricca campagna di sensibilizzazione dei proprietari che possono avere comunque possono dare il loro contributo attraverso quantomeno un ascolto positivo delle richieste che vengono fatte, perché anche avere una busta paga e sentirsi un rifiuto è purtroppo un aspetto drammatico della vita.